Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Screenshot. Il momento è complicato, lo sappiamo, per tante famiglie, c'è il caro energia, c'è un'inflazione galoppante che ha raggiunto il 9%, tante famiglie sono in difficoltà, anche a Pordenone naturalmente. Parliamo di questo, fare i puntati questa sera proprio sui servizi sociali del comune in compagnia dell'assessora Guglielmina Cucci, che appunto ha la delega ai servizi sociali e anche alle pari opportunità. Qui a Pordenone vi siete mossi in anticipo, anche andando a intercettare i tanti fondi che il PNRR mette a disposizione anche sul settore dei servizi sociali. Allora, Assessora, se ci racconta insomma qual è la situazione, come vi state muovendo su questo fronte. Partiamo da qui. L'ambito del sociale ha accolto appieno le opportunità presentate dal PNRR, tanto che ha presentato sulle 7 linee di finanziamento previste dalla missione numero 5, inclusione e coesione, ben 6 progetti che rispondono a tutte le linee di finanziamento della missione e che vanno dal sostegno alla genitorialità e prevenzione della vulnerabilità appunto delle famiglie e dei bambini, i percorsi di disabilità per persone anziane, quindi percorsi di autonomia, per passare poi a quello che è il sostegno dei servizi sociali agli operatori sanitari che causa il sovraccarico di lavoro sono tutti i giorni sul territorio a rispondere a quelle che sono le richieste sempre maggiori della popolazione, richieste ovviamente di prossimità. Entriamo un po' nel dettaglio di quelli che sono insomma i progetti, allora partendo intanto dal sostegno alle famiglie e ai bambini. Sì, dunque il sostegno alla capacità genitoriale e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e anche dei bambini. In questo caso un progetto che attraverso una metodologia elaborata dall'Università di Padova copre tutta la rete, è presente su tutto il territorio e copre tutta la rete dei servizi sociali a livello nazionale. Questo progetto, che è finalizzato appunto a contrastare anche la povertà educativa, è mirato appunto al sostegno e quindi anche al contrasto delle famiglie con difficoltà, con fragilità, e quindi ha un'attenzione particolare proprio sui bambini, perché tutta la metodologia che si sviluppa in interventi educativi, interventi di affiancamento, interventi familiari, affiancamento proprio tra genitori e bambini, con la collaborazione di equip multidisciplinari, è finalizzato ovviamente a non allontanare i bimbi dalla propria famiglia, consentendo loro di poter avere tutti gli strumenti per una crescita equilibrata e in un ambiente protetto. Questo progetto, che è diventato appunto una metodologia e che dovrà essere applicato da tutti i servizi a livello nazionale nei relativi territori, si chiama Pippi ed è diventato un livello essenziale delle prestazioni sociali. Questo significa che anche sul nostro territorio dovranno essere, e speriamo sia possibile, dovranno essere incrementate le famiglie che già utilizzano di questo progetto, che è già presente nel nostro ambito, e che quindi utilizzano anche le opportunità e gli strumenti offerti da questa progettualità. Ovviamente c'è anche un'attenzione al sostegno alla neogenitorialità, anche perché il progetto comunque ha un'attenzione particolare anche su quelli che sono i minori e soprattutto nella fascia di età da 0 a 3 anni. Anche importante la cifra che c'è a disposizione per questo progetto. Sì, il progetto è stato finanziato per un importo pari a 211.500 e potrà essere speso nei 3 anni. Per quanto riguarda un altro tema importante, quello delle dimissioni protette, anche lì insomma c'è molto da fare e vi state muovendo a riguardo.
Sì, questo è un tema molto attuale ed è una problematica condivisa da tutti. Qui ci lavorano tutti gli ambiti in cordata con appunto la collaborazione anche dell'azienda sanitaria, il rafforzamento appunto dei servizi sanitari domiciliari è volto appunto a garantire le dimissioni anticipate e nello stesso tempo a prevenire l'ospedalizzazione. Si tratta di assicurare quella continuità nel collegamento tra ospedale e territorio, quindi una continuità assistenziale che oggi purtroppo è carente in quanto mancante appunto di quel polmone a garanzia che è rappresentato dalle strutture di cura intermedia che anche sul nostro territorio sono assenti. In questo momento c'è stato istituito un gruppo di lavoro, è stato aperto un tavolo tra gli ambiti ovviamente e l'azienda sanitaria e sono già stati raccolti dei casi, esaminati delle casistiche e rispetto a questo lavoro gli ambiti hanno rilevato appunto una carenza nella costruzione di continuità appunto tra ospedale e territorio. Si sta comunque lavorando e il fine è anche quello di costruire un protocollo che possa sancire quella integrazione sociosanitaria alla quale si fa riferimento e che diventa indispensabile anche per sostenere il sistema territoriale proprio dando appunto concretezza a questa continuità, al collegamento appunto tra ospedale e sistema territoriale. Voglio anche dire che importanti sono a tal fine proprio per il gran numero di persone che necessitano di questo servizio le strutture di cura intermedia che sono anche una garanzia non solo per i pazienti che vengono dimessi ma anche per i propri familiari e soprattutto anche per il sistema territoriale. Eh sì, sicuramente è questo. Passiamo a quello che è un altro progetto, insomma, dal punto di vista del rafforzamento dei servizi sociali. Sì, citerei in questo caso appunto il servizio dei servizi sociali del burnout a prevenzione del fenomeno del burnout, ovvero di quel fenomeno che si concreta appunto da un sovraccarico mentale, da un sovraccarico eccessivo di lavoro dovuto appunto alle tantissime richieste e per il quale stiamo lavorando proprio sul rafforzamento da un punto di vista della prevenzione degli operatori sanitari. Le richieste, il carico di lavoro aumenta e quindi i servizi sanitari si trovano in situazioni molto complesse in cui anche l'aspetto conflittuale non è raro. Per questo motivo noi dobbiamo attrezzare gli operatori ad una lettura diversa e nuova anche del fenomeno sociale, perché soprattutto dopo il Covid è cambiato il mondo, quindi sono cambiate anche le necessità, i bisogni delle persone, ma è cambiato anche il modo di approcciarsi a questi problemi. Io qui vorrei anche sottolineare che in questi anni difficili, in questi 2 anni della pandemia, ma anche nel periodo della post-pandemia, i nostri operatori hanno comunque presidiato il territorio, monitorato tutte le situazioni, dando risposta a tantissime richieste di interventi appunto di prossimità che vanno proprio a rispondere a quelli che sono i bisogni della quotidianità di tante persone e lo hanno fatto in maniera molto puntuale, ma soprattutto anche con grandissima flessibilità e in alcuni casi anche con una certa innovazione, quindi questo per noi è anche positivo come servizi sociali. Prima di passare poi al prossimo punto le chiedo anche una
panoramica così generale di quella che è la situazione di povertà, tra virgolette, con la quale bisogna fare i conti a causa, insomma, di questo momento complicato. Immagino che le famiglie che bussano al comune di Pordenone siano di più rispetto al passato, vuoi per la difficoltà del pagare le bollette, vuoi per le tante spese che ci si trova ad affrontare anche nella gestione della famiglia tutti i giorni. Sì, ci troviamo in un contesto, in un momento di fragilità sociale enorme. La povertà aumenta, la povertà assoluta, l'abbiamo sotto gli occhi di tutti, i dati sia della Caritas che dell'Istat sono esplicativi, quasi 6 milioni di persone, 5 milioni e 600.000 sono scivolati, stanno scivolando verso la povertà. Questa cifra già attesta appunto che tantissime, questi milioni di persone sono già in una situazione di gravissima difficoltà. Il Comune quasi quotidianamente accoglie richieste che riguardano appunto le difficoltà a sostenere i beni primari, difficoltà in questo caso appunto legati alla crisi energetica e quindi alla difficoltà di poter pagare le bollette del gas, della luce, dell'acqua che aumentano sempre di più. Quindi c'è un'attenzione da parte del Comune a dare risposte, e noi l'abbiamo fatto ad esempio per quanto riguarda le bollette energetiche, abbiamo avviato un bando, una manifestazione di interesse e anche in maniera anticipando un po' quello che poi si è rivelato essere davvero uno dei problemi maggiori per le famiglie, ma ovviamente non solo per le famiglie, anche per le imprese, direi anche per gli enti pubblici, perché questo problema ovviamente è un problema condiviso e che tutti purtroppo riscontrano. Quindi noi abbiamo aperto ancora il mese di agosto, a fine agosto abbiamo aperto questo bando, l'abbiamo messo nella disponibilità appunto delle famiglie che ne necessitavano, utilizzando attraverso il decreto aiuti, il decreto numero 50, utilizzando la possibilità di poter mettere a disposizione i fondi che ci erano stati assegnati per l'emergenza Covid. In pochissimo tempo, direi, in quasi 3 settimane, abbiamo ricevuto ben 540 domande, di queste ad oggi 515 sono state le abbiamo liquidate, sono liquidate, le altre ne avanzano altre 13, rimangono in sospese altre 13, alle quali però il sindaco ha prontamente dato risposta dicendo che riusciremo a saldare, che metterà a disposizione una somma per poter saldare, quindi chiudere questo bando che ovviamente era finalizzato all'importo messo a disposizione, quindi all'utilizzo dell'importo messo a disposizione, 178.000 euro. Grazie allora Guglielmina Cucci, ci fermiamo qui per la pubblicità, poi nella seconda parte torniamo a parlare anche degli altri progetti che ha messo in campo il Comune di Pordenone, tra poco. Seconda parte di Screenshot, ancora in compagnia dell'assessora Guglielmina Cucci. Per quanto riguarda i servizi sociali del Comune di Pordenone abbiamo fatto una panoramica di quelli che sono i progetti che state portando avanti anche grazie ai fondi del PNRR. Dicevamo delle dimissioni protette, sicuramente un tema importante sul quale non state lavorando da soli. No, questo è un progetto che viene realizzato in cordata con tutti gli altri ambiti. Il capofila è il servizio sociale Livenza Cansiglio Cavallo e quindi il capofila è proprio Sacile. È un progetto che è stato finanziato per un importo pari a 330.000 euro, quindi appunto stiamo lavorando per quella che è sostanzialmente il rafforzamento dell'assistenza domiciliare. Sì, tema
ma che riguarda in modo particolare gli anziani. Su questo fronte anche a Pordenone si stanno prendendo dei provvedimenti perché la popolazione invecchia sempre di più. Sentiamo però in questa intervista al presidente Giuseppe Napoli, presidente di Federsanità ANCI del Friuli Venezia Giulia, un po' l'allarme, perché è vero che le strutture ci sono, ma c'è anche una grande carenza di medici e infermieri soprattutto. Sentiamo Napoli. Le strutture sanitarie, in particolare le case di riposo, ci sono. I comuni investono per ammodernarle o crearne di nuove per far fronte a una popolazione sempre più anziana, ma manca il personale, in primis gli infermieri, e così la risposta alla cittadinanza non è più adeguata. E questo è uno dei temi emersi nell'ambito del direttivo di Federsanità ANCI e FVG che si è svolto al Cro di Aviano alla presenza di istituzioni e amministratori locali. Sicuramente mancheranno centinaia di infermieri, non decine, centinaia di infermieri. Quando dico centinaia intendo dire almeno un paio di centinaia di infermieri, solo nelle strutture assistenziali. Il vero punto nevralgico del sistema sanitario e sociosanitario è la mancanza crescente e purtroppo non facilmente arrestabile di medici, di infermieri e anche di professionisti del settore sociosanitario. Ecco, questo sarà l'emergenza dei prossimi anni. Complici anche i rincari energetici, dalle case di riposo comunali arriva una forte preoccupazione. E sicuramente dovranno riorganizzarsi e dovranno migliorare la qualità e l'offerta che danno agli utenti, ma certamente senza personale non farà molta strada, quindi questo è un tema su cui dovremo fare i conti in maniera, direi, immediata. Cosa possiamo fare? Certamente dobbiamo riprendere in mano la sanità territoriale, che in qualche maniera avevamo un po' trascurato perché l'emergenza era difendersi dal Covid. Presente all'incontro anche il vicegovernatore Riccardo Riccardi, che si è detto conscio del problema del personale e ha ricordato che la Regione in 2 anni ha messo sul piatto 34 milioni di euro di ristori per le residenze per anziani e si è augurato che il prossimo governo faccia la sua parte. Questo insomma è un po' il quadro che fa il presidente Napoli, anche l'allarme per quanto riguarda la mancanza in modo particolare di infermieri per le case di riposo e per l'assistenza territoriale, che è quello che interessa i comuni. Anche qui a Pordenone sicuramente il problema è sentito, si sta costruendo una nuova casa di riposo, che cosa bisogna aspettarsi? Ma innanzitutto io sottolineo di essere perfettamente d'accordo con quanto appena detto dal Presidente Napoli. Il comune di Pordenone è un comune capoluogo con oltre 50.000 abitanti, ovviamente non può non avere delle strutture residenziali e semiresidenziali che possano dare risposta al gran numero di anziani che necessitano di questa assistenza, della continuità, della necessità di una continuità assistenziale tra ospedale e territorio, e quindi anche grazie, come ho detto prima, alla possibilità di poter avere delle strutture di cura intermedie, credo di averlo già evidenziato. Penso che appunto sia importante che Pordenone possa disporre di una struttura come questa, anche se voglio sottolineare che appunto il problema dei medici di medicina generale, il problema degli infermieri è un problema comune di cui siamo perfettamente a conoscenza, e quindi non vorrei che si costruissero appunto le strutture e poi non si avesse il personale adeguato e formato per poter assistere le persone che entreranno in quegli ospedali di comunità. Per quanto riguarda invece la povertà estrema, in questo caso, insomma, come vi state muovendo? Con un progetto che riguarda appunto l'housing first e quindi l'alloggiamento temporaneo e le stazioni di posta. L'impegno economico per entrambi i progetti è pari a 1.800.000 euro, 710 per quanto riguarda appunto l'housing first e 1.090.000 per le stazioni di posta. Sono dei finanziamenti in conto capitale e in conto corrente, quindi una parte andrà per la ristrutturazione degli immobili, un'altra parte per lavorare appunto sulla qualità sul rafforzamento dei servizi. I due progetti hanno un tema comune: rispondere alle problematiche abitative con carattere di temporaneità e di urgenza. Lavorano su questo progetto tutti i 4 ambiti, che sono ovviamente interessati a sviluppare un modello di presa in carico integrata comune. Questo perché gli ambiti in un secondo momento
strumento saranno protagonisti assieme al Comune di Pordenone, che viene individuato come un hub ma anche come centro operativo, come centrale operativa. È stato individuato a tal fine un immobile, l'immobile di via Galileo Ferraris, attualmente sede della cooperativa Oasi, e ovviamente questo immobile sarà ristrutturato e anche ampliato dal punto di vista volumetrico. Al primo piano verranno ricavati degli appartamenti, saranno 24 per un alloggiamento temporaneo fino a 24 mesi. Vi potranno accedere, è messo nella disponibilità delle persone che hanno delle problematiche molto importanti, delle situazioni molto fragili, molto difficili, ma anche aperto alle persone che necessitano di abitazioni culturali. Per quanto riguarda l'accoglienza dei profughi ucraini, qual è lo stato dell'arte, diciamo, qui sul territorio di Pordenone? Intanto voglio sottolineare che l'amministrazione comunale ha risposto con grandissima disponibilità a quella che è stata la chiamata della prefettura, e noi abbiamo dato subito accoglienza materiale ai tanti profughi che scappavano appunto da una situazione di conflitto. Abbiamo messo a disposizione il centro anziani di Torre con 11 appartamenti che sono stati messi nella disponibilità di soprattutto persone con bambini, donne con bambini, anziani e pochissimi gli uomini. Ma abbiamo dato anche quell'accoglienza immateriale fatta di disponibilità, di calore, anche se vogliamo di amicizia, per far sì che queste persone, pur in una terra straniera, si sentissero a casa. Abbiamo anche, grazie alle associazioni, agli enti del terzo settore, ai club che sono stati straordinari, e Pordenone ha potuto dimostrare veramente il cuore grande della solidarietà, anche per quel tessuto molto fertile, molto ricco di associazionismo e volontariato che caratterizza proprio la nostra città e il nostro territorio. I bambini si sono integrati, così come le loro famiglie, e hanno potuto conoscere il nostro territorio, hanno partecipato a corsi di prima alfabetizzazione dell'italiano. Oggi rimangono circa una quarantina di persone, alcuni poi, soprattutto quelli che provenivano da regioni, da località in cui la guerra non era ancora cruenta, sono rientrati a casa, altri ovviamente sono ospiti ancora presso il centro di Torre. Ritorniamo al PNRR con l'ultimo tema, siamo quasi in conclusione di trasmissione, che è quello della disabilità, perché anche lì insomma è un mondo che merita molta attenzione. Sì, un progetto sul quale abbiamo lavorato moltissimo, abbiamo avuto molta collaborazione. Il progetto è il progetto appunto mirato alla costruzione di percorsi di autonomia per persone con disabilità. È stato costruito sulla base di una coprogrammazione e coprogettazione con la collaborazione di alcuni enti del terzo settore, Fondazione Bambini Autismo, Fondazione Down e ACLI, con una fortissima integrazione con l'ASFO, la collaborazione di tutti gli ambiti e anche una collaborazione, una partnership con il Polo Tecnologico dell'Alto Adriatico per quanto riguarda tutte quelle attrezzature tecnologiche e in particolare domotiche. Si tratta di un modello sperimentale che ci viene richiesto appunto dallo Stato, e quindi anche per poter poi replicare questo modello negli anni successivi attraverso quelli che sono i 3 capisaldi, i 3 assi che sono stati indicati dallo Stato e sui quali il progetto si sta costruendo, che sono appunto la casa, l'abitazione, il lavoro e ovviamente il progetto personalizzato. Ad oggi abbiamo già sottoscritto la convenzione tra l'ente gestore, quindi il Comune
Comune di Pordenone e il Ministero, e al momento si stanno definendo quelli che sono gli aspetti, diciamo, più operativi che entreranno all'interno metodologici, ecco, quelli che entreranno nella sottoscrizione dell'accordo tra i partner. Concluso questo accordo, avremo dunque la possibilità di dichiarare l'avvio dei lavori e quindi di poter accedere all'anticipo del 10%. Quindi il progetto entrerà proprio nella fase operativa. Anche qui quanti sono i soldi a disposizione? Sì, qui i soldi a disposizione sono 652.000 euro. Il lavoro verrà fatto appunto in collaborazione, come dicevo, con gli altri ambiti, ma dall'ambito appunto del Noncello. Mentre vorrei precisare che per quanto riguarda il progetto legato al fenomeno del burnout, capofila lì è l'ambito dei servizi sociali delle valli Dolomiti e Friulane, quindi il capofila è Maniago. Grazie allora all'assessora Guglielmina Cucci, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, anche per averci illustrato questi progetti che portano denaro ma soprattutto danno risposte ai cittadini. Finisce qui questa puntata di Screenshot, grazie a voi per averci seguito e buona serata.